Inaugurato ufficialmente a Sora venerdì 11 luglio il Pontrix Park City in via Attilio Roccatani, zona Pontrinio, un'area attrezzata con pump track, skate park, area di sosta camper e area picnic lungo il fiume Liri. Il Pontrix Park City è un progetto di riqualificazione fortemente voluto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Di Stefano e dall'assessore all'urbanistica Marco Mollicone. La rigenerazione dell'area è stata resa possibile grazie ai fondi europei di Next Generation EU sotto la supervisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche di coesione per il Sud. Una promessa mantenuta, uno spazio recuperato, rigenerato e adesso è possibile usufruirne da parte di tutti, cittadini, residenti, ragazzi. Abbiamo una pista di pump track, un nuovo skate park, un'area picnic sul fiume Liri, un'area sosta camper, ecco, tantissime cose che possono essere fruibili da parte dei nostri cittadini ma anche da parte dei turisti, di chi vuole venire a visitare la nostra città. Ecco, vedere tanti bambini che vengono qui oggi a divertirsi, vedere tante persone felici, questo era un impegno che avevamo preso in campagna elettorale con la lista di Adesso Tocca a Noi, con l'assessore, che oggi è l'assessore attuale Marco Mollicone. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questo progetto, perché siamo passati alle parole fatte e quando riesci a concretizzare queste cose, ecco, sei soddisfatto come sindaco. Pontrix è un progetto che ha vissuto un'evoluzione strada facendo, oltretutto, perché ci siamo resi conto dell'importanza non prevista della bonifica, quindi bonifica e recupero degli spazi. È vero che volevamo utilizzare alcuni spazi, ma non sapevamo cosa poi effettivamente avremmo trovato, e è stato molto importante l'ausilio in questi interventi dell'autorità di vigilanza idrica regionale, dell'ambiente, della società ambiente in house comunale e del comune stesso, di tutti gli operatori, degli uffici, del settore tecnico, dirigente, il RUP Domenico Morsilli, un aiuto costante e continuo che ha portato appunto ci porta ad oggi. Che cosa facciamo oggi? Oggi inauguriamo degli spazi secondo me nemmeno tanto conosciuti, perché adesso questo viale, che ha acquisito il nome del premio Nobel Rita Levi Montalcini, è secondo me un fiore all'occhiello per chi vorrà passeggiare e avvicinarsi poi dal centro e continuare la passeggiata verso appunto la prima periferia. Abbiamo creato una piccola infrastruttura come quella della sosta camper, come anche appunto dello skate che vediamo alle nostre spalle, e soprattutto poi di tutta l'area recuperata addentrandoci nel quartiere di Pontrinio con la pump track e ulteriori aree bonificate, ripulite, ridestinate al verde e alla fruibilità dei cittadini. Il sindaco Luca Di Stefano e l'assessore Marco Mollicone hanno tagliato il nastro inaugurale delle due aree insieme ai residenti del popoloso quartiere, che hanno manifestato l'apprezzamento per la bonifica e la restituzione di uno spazio di aggregazione con dotazione di servizi sportivi ed aree verdi attrezzate lungo il fiume Liri. Ma è un'area prossima al centro cittadino, però sicuramente un quartiere molto popoloso. A 2 passi da qui sono iniziati i lavori per la riqualificazione di tutto il quartiere Ader di Pontrinio, quindi un altro intervento storico dopo 40 anni che non si faceva nulla. Adesso sono iniziati i lavori e penso che a breve termineremo. È lo stesso, sono le opere di urbanizzazione che abbiamo fatto già nel quartiere di San Giuliano, quindi un lavoro capillare su tutta la città, sulle periferie, sul centro, quindi sono contento perché adesso cominciamo a vedere veramente il frutto di un lavoro che è partito 4 anni fa. Grazie a queste opere di riqualificazione, un'altra porzione della città di Sora si arricchisce di uno spazio dedicato al tempo libero e all'attività sportiva, che viene riconsegnato ai cittadini del quartiere Pontrinio, ma all'intera città di Sora. Diciamo che la provenienza dei fondi era ed è ben specifica. Si parla di coesione sociale, quindi di spazi, di recupero di spazi in aree degradate, in aree abbandonate. Questo era lo spirito della missione del PNRR e quindi noi abbiamo programmato, questo lo possiamo dire, questa è stata la grande vittoria grazie ai ragazzi che ci hanno accompagnato nel percorso preelettorale. Individuammo purtroppo, perché ci trovavamo nel pieno della pandemia,
individuammo proprio la missione che poteva generare questo bando e effettivamente ci hanno trovato pronti e preparati per poter presentare Pontrix come fondo PNRR e poi portarlo e declinarlo poi sulla città.